Si procede alla firma del nuovo contratto tra SRR e Comune di Agrigento, poi entro 3 mesi prenderà il via il tanto atteso servizio di raccolta dei rifiuti che è stato appaltato lo scorso 11 settembre. Nuovo appalto significa anche nuovi servizi che entreranno a regime dunque entro la fine di febbraio. Nel frattempo, mentre le imprese approvvigioneranno i loro cantieri di macchinari e attrezzature, il servizio di porta a porta per la raccolta della differenziata proseguirà regolarmente. Ma partirà anche una campagna di sensibilizzazione perché non tutti ad Agrigento hanno perfettamente chiaro come funziona la raccolta differenziata e sempre nel frattempo dovranno arrivare a destinazione nuovi mastelli, quelli di fatto mancanti, cioè mai consegnati ad alcune utenze. Nell'attesa dei servizi del nuovo appalto, il Comune dovrà mettere anche e soprattutto a disposizione le isole dove le imprese potranno regolarmente effettuare il travaso dei rifiuti ed entro febbraio, ossia quando i servizi del nuovo appalto saranno a regime, arriveranno in città le tanto attese nuove macchine che si occuperanno dello spazzamento meccanico, perché fra i servizi del nuovo appalto è previsto anche lo spazzamento in ogni strada, nonché i punti di conferimento di prossimità con chiavi in mano ai cittadini. Intanto però più imminente è il vento dell'interruzione del servizio. Dopo le assemblee dei lavoratori arriva la proclamazione dello sciopero. Il prossimo 20 novembre infatti gli operatori ecologici incroceranno le braccia per un giorno in segno di protesta verso la situazione attualmente vissuta. Le ditte non avevano versato per intero lo stipendio di settembre e di ottobre, ma a preoccupare i lavoratori anche le voci sui possibili licenziamenti dovuti al nuovo appalto, che in effetti per il cantiere del capoluogo prevede un numero minore di operatori.